Abbiamo pensato di, dare il giusto risalto alla figura di Don Milani nel suo centenario della nascita in questa scuola, l'Istituto Comprensivo Musco di Librino. È una scuola particolarmente importante nella mission dell'inclusione che, negli ultimi anni, negli ultimo ventennio, grazie alla preside Cristina Crascio, ha avuto modo di accogliere, di diventare l'interlocutore privilegiato del territorio, un territorio particolarmente variegato, dove i giovani hanno avuto modo di sentirsi, apprezzati per quelle che sono le loro effettive capacità e le loro competenze. Quindi quale messaggio migliore oggi, insieme al nostro arcivescovo e degli esperti di storia e della vita di Don Milani, lanciare ai nostri studenti. Infatti l'incontro è rivolto proprio ai nostri studenti e alle nostre studentesse, per dar loro ancor di più l'accento e il valore dell'azione educativa che questo istituto porta nel nostro territorio, in un territorio di Librino che purtroppo troppo spesso viene evidenziato come una delle periferie problematiche della città, come se fosse esclusivamente questo il contesto in cui vivono i giovani di questo territorio. È vero, invece è un territorio molto ricco di presenza di più istituti scolastici di primo grado, di secondo grado, infanzia, primaria, che insieme alle famiglie si fa carico della vocazione dei nostri giovani. In particolare l'Istituto Musco crea particolarmente una affinità con i nostri giovani per quello che riguarda le arti performative, tant'è vero che abbiamo l'artistico, il musicale, il coreutico, tutte espressioni che riportano i nostri studenti ad un rapporto molto intimo con la loro identità. Ed è quello che, fondamentalmente era anche l'obiettivo di Don Milani: educare attraverso ciò che è la passione, attraverso una partecipazione attiva e attraverso un'inclusione che dal più bravo al meno bravo possa far sentire tutti eguali.